Acquedotto, guasto e comuni a secco. L'acquedotto è quello del Fanaco che continua a far registrare interruzioni della fornitura idrica in diversi comuni, tra cui Agrigento. Ormai possiamo dire siamo abituati a ricevere con frequenza sempre maggiore i comunicati della gestione commissariale di Girgenti Acque che annunciano le interruzioni a causa di guasti improvvisi nella condotta. L'ultimo avvenuto ieri pomeriggio con la sospensione della distribuzione idrica nei comuni di Ravanusa, Canicattì, Campobello di Licata e Casteltermini. L'ennesimo guasto che interessa il Fanaco causa la riduzione della fornitura nei comuni alimentati dal partitore di Aragona, con turni che saltano o che subiscono limitazioni. Anche ad Agrigento, nelle zone di San Michele, Fontanelle e Serbatoio Madonna delle Rocche, nei comuni di Aragona, Comitini, Porto Empedocle, Favara e Utenze del Voltano. Sicilia Acque è al lavoro per ripristinare la fornitura, ma ci sono i tempi tecnici necessari. Non sappiamo se siano stati eseguiti accertamenti sui ripetuti casi di interruzione. Certo, le verifiche su quanto avviene con frequenza bisogna farle per risalire ai motivi reali dei guasti. A pretenderlo sono gli utenti costretti a subire i disagi.